Una catastrofe di proporzioni inimmaginabili che resteranno nella storia della Svizzera. A Corredo ci sono le immagini riprese dai telefonini dei giovani, poco più che adolescenti, presenti in massa alle Constellation, un locale frequentatissimo ai piedi delle piste di Crans-Montana, località che conta nell'arco alpino, sede delle gare di Coppa del Mondo di sci. Immagini e fotografie che alternano momenti di festa, panico e terrore, fiamme lampeggianti dei mezzi di soccorso che un'ora e mezza dopo lo scoccare della mezzanotte si sono riversati in massa attorno al locale. Le prime agenzie non lasciano spazio all'immaginazione, i paesi contermini alla Svizzera, Francia e Italia per primi mettono a disposizione uomini, mezzi e strutture ospedaliere. Dal Veneto l'impegno ad offrire sin da subito il proprio contributo e il sostegno necessario alle autorità elvetiche. Lo dichiara immediatamente il presidente della regione, Alberto Stefani. Siamo in grande apprensione per il numero dei dispersi e dei feriti, afferma, rinnovando vicinanza ai familiari delle vittime e inviando un pensiero alla donna di origini bellunesi, Alessandra Galli De Min, di 54 anni, ferita nell'incendio ma non in pericolo di vita. Da Livigno il messaggio del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Tra i feriti c'è anche una ragazza bellunese, Alessandra Galli, che io conosco da tanto tempo, era la figlia dell'ex sindaco di Longarone Arrigo, ma soprattutto l'ho conosciuta il giorno in cui sono state assegnate le Olimpiadi Milano-Cortina, il 26 giugno del 2019. Con lei siamo stati insieme, soprattutto dopo l'assegnazione, a festeggiare questo straordinario risultato. L'ultimo incontro ufficiale fra Alessandra Galli e Roberto Padrina a Belluno in occasione del concerto organizzato al Teatro Comunale per raccogliere fondi per Casa Pollicino a Petrociani in Romania, il centro diurno di accoglienza per bambini disabili o in condizioni di disagio familiare, struttura progettata dal padre Arrigo. Alessandra si trova in ospedale, questa mattina è stata operata, non dovrebbe essere in pericolo di vita e sicuramente ha subito un trauma pesantissimo. Mi auguro che si possa riprendere, noi siamo qui per fare tutto ciò che è possibile per aiutarla.